Siamo con Alessandra Uscidda, che è il comandante di reparto nel carcere di Utta, e quello di Cagliari ha una novità. Le celle sono aperte. Cosa vuol dire questo per i detenuti? Per i detenuti sicuramente è un miglioramento in termini di qualità della vita, in termini di vivibilità degli spazi e di estensione ovviamente della possibilità di muoversi liberamente all'interno delle sezioni detentive. Sono 8 ore al giorno, organizzate in che modo? 8 ore al giorno scandite secondo quelle che sono le attività principali della quotidianità penitenziaria, quindi si va appunto dall'apertura della camera detentiva alle ore di permanenza nei cortili all'aperto, alle varie attività che possono essere svolte all'interno dell'istituto. Purtroppo nella realizzazione di questo carcere l'impresa ha fallito e ci sono ancora delle cose che vanno ultimate. Il braccio del 41 bis e per i detenuti, chiamiamoli così, normali, per esempio il teatro. Che tempi ci saranno rispetto all'aggiustamento di questo ritardo? E questo dipende anche dalla fornitura di determinate prestazioni che devono ancora essere eseguite. Ad esempio nella palestra la pavimentazione non è stata ancora completamente ultimata, quindi c'è sempre da stabilire a chi spetta ovviamente poi ultimarla con tutte le responsabilità del caso. Per una sorta di leggenda metropolitana non si sa mai se gli agenti che lavorano nelle carceri le botte le prendono o le danno. La verità qual è? Che non le prendono e non le danno le botte, semmai sono invece dei presidi di sicurezza all'interno delle carceri sia per gli operatori che accedono che per i detenuti. Bisogna cominciare a ragionare nei termini di servizio di sicurezza sia del piano che dell'intera sezione. Quindi noi siamo un presidio di legalità e di giustizia e di sicurezza per tutti. Dobbiamo creare e garantire delle condizioni sia per lavorare sereni per quanto concerne gli operatori che accedono nelle sezioni detentive e nel carcere, sia per i detenuti che devono permanervi e trascorrervi l'intera giornata e anche la notte ovviamente.